Senti, ma io ti volevo fare tornando, facciamo un po' avanti e indietro, facciamo degli andirivieni. Tornando all'ultimo album, a Don't Forget to Fly, con questo piano che è veramente a dir poco avvolgente, mi hanno colpito in particolar modo due pezzi, Sky Flowers e No Gravity. Non so perché, ma li ho sentiti. Poi tu dicevi poco fa che è un viaggio, giustamente è tutto come una sorta proprio di film in divenire, che uno poi abbina all'ascolto alle immagini che si fa nella mente. Ma li ho trovati tutti e due molto vicini e con una grande coralità all'interno. E cioè, mentre li ascoltavo pensavo, caspita, ma qui non c'è solamente Remo Anzovino al pianoforte, ma sembra che ci sia dietro Remo Anzovino al pianoforte una grande orchestra. Ho avuto quella sensazione come di essere proprio avvolto, come dicevo poc'anzi, da un'orchestra, ma attraverso solo il suono del pianoforte. Ma è una cosa che tu hai voluto, che hai... Avevo cercato spasmodicamente sul pentagramma, nel senso che, cioè, se io credo nella scrittura, io penso sempre che un grande film, capisci che è un grande film quando è scritto bene. Sì. Io sono proprio, come dire, per me la base è la scrittura. Quando scrivi una musica, la forza è la scrittura. E sicuramente io ho un grande amore per i corali a quattro parti, 371 corali a quattro parti di Bach, che è il compositore che ogni mattina suono per i fatti miei, però ogni mattina mi prendo un corale, me lo suono, me lo analizzo, perché lì tu hai proprio tutto insieme, in quelle 16 battute di un piccolo corale a quattro parti, tu hai l'armonia, il contrappunto, hai un'eleganza nella conduzione melodia incredibile. Sky Flowers è di fatto un corale, se lo riduci, cioè se lo riduci è proprio un corale. Il modo in cui ho scritto il disco, mentre invece No Gravity è un improvviso, ma è proprio un improvviso per orchestra idealmente, dove tu senti nettamente le sezioni, appunto le percussioni, gli archi, questa cosa qui. Cioè, difatti tutto il disco Don't Forget to Fly, non solo i due pezzi che tu hai citato, che considero anch'io tra gli episodi veramente riusciti del disco, tutto sarebbe trascrivibile per l'orchestra. Sì, perché gli 88 tasti del pianoforte sono i suoni dell'orchestra, lo strumento su cui non a caso tutti i compositori, voglio dire, pensa a Ravel che scriveva sopra il pianoforte, no? Pensa a Stravinsky, perché alla fine nel tuo cervello i suoni li hai nel cervello, i timbri. Tu hai bisogno solo, voglio dire, di sapere che lì stanno i fagotti, lì stanno i violoncelli, lì stanno i tromboni. Però è chiaro che in una scrittura pianistica l'essenza, secondo me, oltre alla composizione, è il tocco. È come tu tocchi lo strumento in relazione ai Neumann che vengono messi dentro, cioè aver accumulato così tanta esperienza, no? Aver pubblicato così tanta musica, vuol dire che io ho passato tanto tempo in studio di registrazione, imparando tante cose, con tanti fonici e produttori bravi. E quindi in un disco piano solo tu la dinamica la devi dare non in relazione al pubblico che avrai, cioè non suonerai come in un live, ok? Tu devi pensare che quei microfoni che vengono messi dentro hanno un dettaglio, hanno una capacità di ripresa per cui tu più riesci a suonare piano e quindi poi a crescere dentro quella dinamica di partenza, più il suono è magico. Poi in questo caso, va bene, ho lavorato con uno dei più grandi fonici al mondo per la musica acustica, perché Stefano Amerio è uno che ha firmato oltre 100 dischi per ECM di Manfred Eicher, volevo quel suono lì, e lui ha fatto le sue alchimie proprio nella ripresa, oltre al fatto che la scelta indubbiamente di registrarlo non in studio ma sulle tavole di un palcoscenico, prima di tutto mi ha consentito, essendo un disco piano solo, di non usare le cuffie. E in palcoscenico il suono corre, se è un grande palcoscenico con una grande acustica, e quindi c'era un elemento rituale, cioè io salivo in palcoscenico, c'era il silenzio e registravo sentendo lo strumento senza l'intermediazione della cuffia, che comunque altera il suono, anche se è un bravo fonico non è il suono del pianoforte. Certo.
E quindi da produttore sono state delle scelte molto precise. Volevo non usare le cuffie, volevo avere un grande pianoforte, volevo sentire correre il suono nell'aria, perché idealmente, perdendomi nel suono, avrei potuto ancora di più cesellare tutti gli ingressi di suggestione dell'orchestra sotto le mie dita. Che bello. Senti Massimo, procederei con le domande finali. Inizio io perché mi ricollego, hai appena menzionato l'ECM e c'era una curiosità che mi veniva, guardando un po' la tua carriera. Tu hai fatto veramente e suonato di tutto e con tutti, anche con jazzisti. Mi chiedevo il tuo rapporto nell'ambito dell'improvvisazione, cioè nelle tue composizioni c'è anche l'elemento improvvisativo? Sì, assolutamente, laddove io stabilisco che l'improvvisazione è un elemento della partitura. Vale per me, vale per gli altri. E io ho un rapporto molto profondo con gli artisti, cioè con i grandi artisti. Cioè, quando ho fatto Frida Kahlo e volevo Flavio Boltro, era perché da ragazzino, andando al cinema a vedere, ma quando arrivano le ragazze di Avati, io andai subito a leggere chi aveva suonato il tema di Ortolani. hai capito? E quindi il mio sogno era avere Boltro, no? Allora, quando Boltro viene in studio e prendo Boltro potrei parlarti di Cioccio piuttosto che parlarti di Mirabassi. Cioè, tu al grande artista non gli devi dire cosa fare, tu gli devi dire questa è la musica, suona, perché quello è un grande artista, quindi tu meno gli dici, più lui ti regalerà qualcosa che renderà unica la tua musica. Quando invece tu lavori con i professori d'orchestra devi avere una grande precisione di scrittura, perché i professori d'orchestra ti devono dare il suono di quella cosa, no? L'improvvisazione è fondamentale laddove l'improvvisazione è prevista, per me almeno, è prevista dentro una scrittura. Quindi dentro un pezzo che è scritto io prevedo a un certo punto degli spazi di improvvisazione nei quali poi ho il mio modo di improvvisare, dove io, avendo questa, diciamo, vena mediterranea molto forte, ho sempre cercato di trovare le mie scale, i miei pattern improvvisativi. Cioè, nel senso, ho evitato di mettermi a scimmiottare Bill Evans, che è il mio idolo da quando avevo 13 anni, perché secondo me di Bill Evans sta uno solo. Cioè, non è che l'assolo di quando parte Israel in Explorations qualcuno di noi lo può rifare. Io devo trovare una strada e quindi voglio dire, ho sempre cercato l'espressività, cioè le frasi, la nitidezza delle frasi, sia che stia scrivendo sia che stia improvvisando, deve essere cantabile, deve essere chiaro cosa sto dicendo. Quindi zero ego, zero ti devo dimostrare. Io anche pianisticamente mi rendo conto che spesso faccio molto meno di quello che potrei fare, perché non me ne frega niente di dimostrarti che lo so fare. Mi interessa arrivare al centro del tuo cuore, perché la musica, secondo me, già dal momento in cui il compositore la mette sul pentagramma, cioè il compositore è proprietario della musica solo quando la sente nella sua testa. Cioè, quando la mette sul pentagramma già appartiene al pubblico, e quindi in quel momento, dal momento in cui tu la produci, dovresti avere in quel momento un solo pensiero: come fare in modo che quel brano sia resistente a più ascolti del pubblico. E per farlo devi lavorare tanto sulla forma e sulla struttura, per fare in modo che il pubblico lo senta 1, 10, 20 volte e non si annoi. Se invece tu fai prevalere il tuo bisogno di dimostrare che sei bravo, che sai fare tutta una serie di cose, infatti non piacerà. Senti, te lo devo dire, guarda, noi abbiamo intervistato tantissimi compositori, ma una lucidità, una nettezza di pensiero come quella di Remo è difficile trovarla. Poi vado a leggere la tua biografia e vedo che sei un avvocato, allora tutto mi ritorna in qualche modo. Sì, sono un penalista, vedi che ho i capelli da penalista, non ho i capelli da civilista. Non faccio gli sfratti, faccio gli omicidi, voglio dire. No, nel senso non li faccio io, però insomma ne ho patrocinato qualcuno.
Ma questo in realtà è un grande segreto della mia scrittura, perché quando da ragazzino inizi a frequentare le istituzioni totali, no? Quelle che Foucault, no? Definiva, cioè il carcere, i posti dove si fanno gli interrogatori, insomma, fare il penalista ha significato, e diciamo nelle poche occasioni in cui oggi posso farlo, perché ho dovuto fortemente ridurre, perché la musica insomma è diventata assolutamente primaria. Beh, diciamo che quando una persona mette nelle mani la sua vita nelle tue mani, e tu hai un accesso segreto a una serie di cose che ti dovrai portare nella tomba, e soprattutto sei un musicista narrativo, cioè che ama le storie, il processo e l'avvocato ha un ruolo fondamentale: raccontare una storia da un solo punto di vista, quello del suo cliente. Difatti io ho una tecnica estremamente musicale di studiare i processi, cioè nel senso che io ho un modo di studiare il processo in cui, quando mi arrivano le carte di un processo, io ho sempre, se è un processo insomma impegnativo, importante, delicato, io lo leggo la prima volta tipo di sera nel mio studio, dove metto una lampada sulle carte per creare il buio attorno, proprio come al cinema, e inizio a leggere queste carte disinteressandomi di segnare, di fare, cioè devo leggere dove sono, chi sono i personaggi, come agiscono, e cosa mi colpisce della storia. Io credo che ci sia un forte influsso delle storie che ho vissuto come avvocato nel fatto di aver scritto quasi sempre della musica in terza persona. Essere stato un musicista poco autobiografico è un grande rapinatore della vita, degli sguardi degli altri, con il vantaggio di aver potuto dire proprio tutto quello che volevo, perché non usando il vincolo della parola, la musica mi ha dato uno spazio per parlare di tante cose di cui non avrei potuto parlare per svariate ragioni. Questa è la cosa che mi rende così cara la musica, che è la cosa più importante che ho nella mia vita. Immagino cosa vuol dire per te leggere la prima volta una sceneggiatura, cioè con questa chiave di cui mi stai parlando, per te deve avere una valenza importantissima, immagino. Ma secondo me la valenza, anche poi tu devi sempre pensare, dirò una banalità per chi ci ascolta, perché chi ci ascolta conosce, ama il cinema, insomma il cinema non è un'arte che nasce per la musica. La musica al cinema nasce per coprire il rumore del proiettore. Il cinema è un triangolo equilatero fatto di 3 elementi: la regia, cioè come il regista mette la macchina da presa, che inquadrature fa; la luce, come è illuminata la scena, cioè il fotografo; e il montaggio, che secondo me è la vera musica di un film, il montaggio. Al netto di questo deve essere scritto bene il film. Tutti gli altri sono importanti, ma secondo me non sono la cosa più importante. Un grande film è regia, fotografia, montaggio. Questa è e io stesso mi accorgo, quando il montatore è bravo, con quanta facilità scrivo la musica. Cioè quando una musica, una scena è montata da uno che sa fare il suo mestiere, per me è naturale scrivere la musica. È capitato di aver avuto delle difficoltà a scrivere delle cose perché non mi funzionava il montaggio. E poi la verità è che i musicisti te lo possono tutti confermare, sì, che il regista è fondamentale, è il grande capitano che ti guida, ti dice mi piace o no, però poi quando stai in dirittura, se hai un bel rapporto col montatore, scusa, è tutta un'altra cosa. Programmi, no? Che fai? Me li ridai? No? O lui ti dice scusa, me l'allunghi di 3 fotografi? Cioè è sempre il caso di avere amico il montatore o la montatrice. Sì. Massimo, vai col domandone finale. Allora, in realtà solitamente io faccio la domandona che mette un po' in crisi i compositori. Gli chiedo, ma di tutta la mole di roba che hai composto per le immagini, qual è quella più rappresentativa che vorresti consigliare a chi magari non ti conosce e si approccia per la prima volta al tuo modo di scrittura, al tuo mondo compositivo? Questa volta questa cosa la faccio io e do un consiglio. No, è un po' la Marzullo, no, si fa la domanda e si fa una risposta. Voglio dire una cosa agli amici, non per ragioni di promozione, perché veramente merita. Andate a vedere Borromini e Bernini, La sfida alla perfezione di Giovanni Troilo
su questi due grandi artisti del barocco, perché Giovanni ha fatto veramente un bellissimo film di cui ho fatto la musica al cinema, insomma è molto molto bello. Borromini e Bernini sfida alla perfezione, dove ho fatto una partitura sostanzialmente elettronica. Vedi? Quella mi manca. Barocco, capito? Vedi? Quella mi manca, quindi quella non la posso considerare. Quindi l'ha considerata Remo, giustamente, e io invece non la conosci ancora perché sta andando, insomma. Quindi Vale, prego, toglimi dall'imbarazzo di scegliere. No, non devi scegliere, perché invece, siccome dopo tutto quello che ci hai raccontato in maniera tra l'altro splendida e facendoci entrare nel tuo mondo di note, io consiglio questa, ma poi vi spiego anche perché. Bravo. Perché qui dentro si capisce che ne capisci. Meno male, grazie Remo. Perché è una partitura intensamente stratificata, c'è tutto quello che Remo ci ha raccontato, c'è Bach, c'è la sua mediterraneità, c'è Morricone, molto velatamente, c'è quello che vi dicevo io, quel grande melodismo, ma c'è tra l'altro un'intensità di rapporto tra classicismo e modernismo che è qualcosa che lascia veramente stupiti. E io di rado divento un ascoltatore reiterativo di una colonna sonora. In questo caso l'ho fatto più di una volta, ma anche tante altre volte. Guarda, però nominala perché allora, andiamo pure in radio. Vero, allora Hitler vs Picasso and the Others, documentario tra l'altro bellissimo, e devo dire che è bellissimo anche perché c'è questa colonna sonora straordinaria. E poi consiglio, ragazzo, è una delle mie predilette, forse anche quella che sono più legata, che è stata la prima, insomma, un po' importante che è andata al cinema, e soprattutto dico a Marco, ci sono un sacco di timpani. Ah, sì. infatti. Aspetta, veri o finti? Veri. Allora no, era una partitura per timpani ed altro. Infatti, no. Comunque veramente, intanto nel ringraziare Remo di questa bellissima intervista che ci ha rilasciato, vi consiglio che per chi ama veramente l'oggetto fisico, andate ad acquistare questo album straordinario. Anche Don't Forget to Fly è uscito anche l'album, assolutamente, quello oggettivamente è un cofanetto che ti dice tante cose di come scrivo per le immagini, però anche Don't Forget to Fly è uscito anche in vinile. Quindi... Per me i dischi, quando ti piace un artista, io dico sempre, sono come i libri, bellissime le piattaforme, io sono a favore, possiamo sentire tutta la musica, ma quando ti piace una cosa bisogna possedere l'opera, perché l'opera, nel mio caso, sono tra l'altro oggetti di grande bellezza anche grafica, e poi ragazzi si sente meglio, cioè questo è reale, il vinile hai un dettaglio che non c'è da altre parti, insomma questo è il dato. Infatti. Noi ringraziamo Remo, una veramente intervista con tantissimi contenuti, e ti auguriamo il meglio ovviamente sia per il tour, sia per il disco, sia per le colonne sonore e quant'altro. Insomma, ne fai talmente tante che la trasmissione non le contiene. È incontenibile. Sono io che innanzitutto saluto tutti gli amici che ci hanno seguito, ringrazio voi non solo per questa bella chiacchierata, ringrazio voi per quello che fate per la musica da film, perché fate veramente molto ed è molto importante quello che fate per tutti quelli che scrivono per il cinema e che amano la musica per il cinema. Beh, noi la prendiamo, la incartiamo, la portiamo a casa. Grazie Remo, che altro dirti, voglio dire. È la verità. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Ciao.